poi l'ho lasciato qua a Vicenza, ci ha fatto uno studio sopra, Luigi Mannati, che adesso era sovrintendente del Veneto, adesso è sovrintendente dell'Emilia Romagna, che appunto non era fatto infusione questo qua come altri che se ne sono trovati, per esempio a Daone in Trentino, oppure a Negao stessa, dove è stato trovato il primo e è stato per quello che è stato chiamato Negao. Ma in doppia lamina di ottone ribattuto a caldo su una pietra già preparata e con i ribattini qua, li vedete, 8 ribattini, abbiamo preso le misure e cercato di farlo meglio che potevamo. Questi qua non c'erano a Santa Corona, però c'erano nelle situle. Nelle situle si vedono tutti i guerrieri con i guanciotti così, sembra che stiano soffiando. In realtà, se uno fa l'ingrandimento, se uno vede bene, nota queste cose. Sono dei paragnatidi che servono per proteggere appunto gli zigomi. Vi faccio vedere un attimo una funzione che potrebbe avere questo tipo di cose. E il combattimento, schieramenti, varie file, la tesa è perfetta, posso andare avanti ore così, non ho nessun problema. Io vedo l'avversario con i colpi da sopra, cioè fa fatica anche se mi becca, cosa me ne frega? Cioè deve veramente sfondarmi, poi c'ho tutti i compagni attorno. Quindi ho tutta la possibilità di utilizzarlo tirandomi e avendo lo scudo e l'elmo in simbiosi, posso utilizzarlo come voglio, insomma. Ecco, poi dopo finisco qua sul discorso di altri vestiari. Allora, avevano di solito una tunichetta e si possono ritrovare anche reperti di armature a scaglie o a tessere comunque o di cuoio, o non si capisce bene perché dalle situle sono di bronzo, non si capisce, potrebbero essere di metallo.